Signori, ecco qui il menù. Grazie. C'è scritto niente, pensavo che c'era più roba qua. No, vede, questo è un QR code, lei lo inquadra con lo smartphone e trova il menù digitale. Ah, scusa, non avevo capito. Cos'è che hai detto? Io sapevo che non te avevi capito niente, Duilio. Questo è il menu digitale, basta inquadrarlo col telefonino e viene fuori il menu. Dai, inquadra. Posso andare al banco a vedere cosa c'è e ordinare? Sei rimasto alle caverne, ti Duilio. No, per sparagnare carta dei menu, basta fare la foto al quadrato, viene fuori il menu, dai. Posso andare al banco a vedere e ordinare? Oh, corra, rilassati, fotografa sto quadrato, andiamo che vediamo cosa mangiare, dai. Aspetta. One eternity later. Siete riusciti a ordinare? Quasi. No, guardi, il menù non l'abbiamo visto, ma in compenso abbiamo 50 foto del tavolino adesso. Guardi, allora, lasciamo stare il menù, prendo io le ordinazioni. grazie, molto grazie. meglio. Mi fa un bicchiere di rosso per piacere e un tramesino prosciutto e funghi. No, tramezzino no, non abbiamo il prosciutto. C'è un supermercato, va a comprarlo? Ma anche i funghi non saprei dove trovarli. Al supermercato c'è un scaffale? Duilio, cos'è che tu a mandarli al supermercato, poretti? Tu hai una roba più semplice? Cos'è che sei più semplice di un tramesino prosciutto e funghi? Pensa che intanto ordino io. Sì. Allora, prenderei una centrifuga Sì. con mela, sedano, carote, guaranà, Frutto della passione? magari, grazie. E un pochè di riso con salsa tzatziki. Le metto un po' di pollo saltato con le mandorle. Ah. Le faccio una ciotolina di guacamole. Guacamole, perfetto, grazie. Tutta sta roba qua non te che è un tramesino prosciutto e funghi? Facciamo così, viene con me al bancone e vede quello che abbiamo. Ma c'è un'ora che io dico. Ma anche lei, nonostante l'età, è un po' più tecnologico. Ma scusa, vuole che la mando in mona subito o preferisce che mando una mail? Duilio, dai!